noi stiamo valutando con i nostri uffici EVM e con gli uffici della mobilità l'ipotesi, che secondo me deve diventare concreta, di collegare tramite il canale Salso Piazza Barca e Piazza di Roma. Altresì tentare di fare una linea San Giuliano Fondamenta per avere una linea in più che colleghi le fondamenta nuove, quindi che significa anche l'ospedale. Dall'altra parte stiamo valutando la questione importante di togliere dall'isolamento, come aveva chiesto il sindaco Brugnaro, dall'isolamento Burano. Gli uffici, annuncia l'assessore alla mobilità Renato Boraso, stanno preparando una relazione per il collegamento Burano-Portegrandi, ma io ho chiesto anche di valutare l'ipotesi Burano-Montiron. L'idea della tratta Piazza Barca e Piazza di Roma via Canal Salso si innesta invece nel discorso più ampio dell'attivazione della nuova linea del tram. Se da un lato infatti questa porterà alla soppressione di alcune corse automobilistiche, dall'altro espone a qualche rischio, perché un tram bloccato sul Ponte della Libertà vorrebbe dire Venezia isolata. E se noi pensiamo a quanto spesso si blocca il Ponte della Libertà o causa incidenti o cause imprevisti eccetera, può essere un modo anche per dare un collegamento più certo dal centro di Mestre fino a Piazza di Roma. Tra le altre idee anche quella di un parcheggio scambiatore tra Viale San Marco e via Forte Marghera, in modo da trasformare il tram in una vera alternativa alle auto per andare a Venezia. Tram che dovrebbe effettuare un numero di corse serali e notturne molto maggiore di quello attualmente previsto. C'era una proposta iniziale fino alle ore 22, abbiamo chiesto io e il sindaco Brugnaro di portarla alle ore 24. Io sto valutando, una volta che è partita a metà settembre, perché adesso dobbiamo avere l'ok della Commissione Nazionale USTIF, la Commissione Ministeriale che deve darci l'ok alla partenza della linea Mestre-Venezia, anche di fare una questione innovativa. Tentare di dare sabato e domenica H24 il tram per i nostri giovani, per dare una mobilità notturna sicura durante i weekend.